Oggi ci troviamo nel comune di Dro. Abbiamo lasciato la macchina nel parcheggio vicino al campo del Tamburello. Andremo a fare la ferrata a Sallagoni che ci porterà al castello di Drena. Ci troviamo all'attacco della ferrata, all'interno del canyon formato dal rio Sallagoni, dopo aver camminato alcuni minuti dal parcheggio. Abbiamo terminato il primo tratto all'interno del canyon, è stato molto bello e per niente pauroso. Adesso continuiamo verso il ponte tibetano. Abbiamo superato anche il secondo ponte tibetano e adesso continuiamo verso il castello di Drena. Siamo arrivati ad un bivio. Il sentiero alle mie spalle porta direttamente al castello, mentre quello alla mia sinistra si dirige verso Drena e poi svolta verso il castello.
Abbiamo terminato la ferrata. L'ultimo tratto è un sentiero attrezzato dedicato ai caduti in Nasseria. È molto bello e avventuroso, ma bisogna stare attenti al livello dell'acqua, altrimenti ci si bagna i piedi. Forza, andiamo al castello! Ed eccoci qui al castello di Drena. Se ne avete l'occasione, andate a visitarlo perché ne vale la pena. Ora prendiamo il sentiero e ritorniamo alla macchina. Siamo arrivati alla macchina. In conclusione, la ferrata è stata abbastanza semplice, perché non è affatto esposta. Vi consigliamo di fare l'ultimo tratto, il sentiero attrezzato, solo in caso di poca acqua nel torrente. E come sempre, alla prossima!